Sulla vicenda sollevata da parte dell'ex sindaco Firetto relativa alla mancanza dei fondi tagliati per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, arriva la precisazione del sindaco Miccichè, che afferma come l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione non è assolutamente vero che questa amministrazione ha tagliato i fondi. Il servizio è regolarmente partito in data 7 settembre ultimo scorso di durata fino al 13 novembre, senza alcuna interruzione. L'amministrazione Miccichè assicura la continuazione del servizio denominato ASACOM fino a tutto il mese di dicembre, per poi proseguire dopo le vacanze natalizie fino alla conclusione dell'anno scolastico. Per l'assistenza igienico personale il servizio, afferma il sindaco, è di competenza delle scuole e quindi deve essere erogato dai dirigenti scolastici, come da parere del CGA della Regione Sicilia numero 8 del 20 maggio 2020. Ciò nonostante, continua il sindaco, vista la delicatezza dell'argomento, il 16 luglio ultimo scorso ho convocato i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi Agrigento Centro e Seneto Anna Franca e Quasimodo, cui ho chiesto la reale situazione in cui versano gli istituti nella gestione dei servizi di assistenza igienico-personale al fine della risoluzione di eventuali problematiche. Questi sono i fatti, afferma Miccichè, le chiacchiere le lascio a chi si diverte a fare disinformazione sulla pelle dei bambini. Ho incontrato nei giorni scorsi, su loro richiesta, una rappresentanza di genitori di ragazzi agrigentini che fanno uso di assistenza alla comunicazione e anche gruppi di genitori che hanno bambini che hanno necessità dell'assistenza igienico-personale. In particolare quelli dell'assistenza alla comunicazione lamentavano il blocco dell'attività che era stato paventato. Ecco, oggi il comunicato stampa che arriva dall'amministrazione in qualche modo rassicura tutti, rassicura noi, rassicura le famiglie che questa continuità di servizio ci sia. È una pubblica assunzione di impegno e come tale la prendiamo e non abbiamo motivo di credere che non avvenga. Quindi questa pubblica assunzione di impegno che arriva oggi e che comunque non esisteva prima e che aveva messo in allarme le famiglie è qualcosa di rassicurante. In ordine poi all'intervento in quel comunicato stampa che viene fatto per quanto riguarda l'assistenza igienico-personale, non possiamo, il consiglio che do all'amministrazione è che questi bambini vanno assolutamente tutelati. Molti di questi ragazzi non riescono, per come sono organizzate le nostre scuole e per l'esiguità della presenza di bidelli, non riescono ad avere l'adeguata assistenza igienico-personale. Molti bambini, lo dico all'amministrazione, si fanno addosso, rimangono dentro le loro classi e le famiglie che oggi sono venute qui gridavano per le condizioni di difficoltà che si hanno. Allora non ci possiamo trincerare dietro una decisione del Consiglio di Giustizia amministrativa, non è il sipario che si chiude. Si ha l'obbligo, perché la politica è fatta e l'amministrazione, soprattutto la politica amministrativa, è fatta di scelte. Si tolgono da una parte e si danno a volte ad un'altra parte. Quindi il sipario del Consiglio di Giustizia amministrativo non è una scusa che possiamo a buon diritto accampare. Per cui si faccia come si fa in tante parti d'Italia, si istituisca un'attività specialistica di sostegno ad integrazione del servizio che viene lasciato ai bidelli e si consenta alle famiglie di poter rimandare a scuola i figli, di farle andare senza dover essere chiamate da qualcuno che dice vieni a ritirarti tua figlia e portatela a casa. Così sta accadendo in diverse parti d'Italia con dei servizi specialistici integrativi, così sta accadendo nella vicina Caltanissetta, dove il sindaco di Caltanissetta ha fatto quello che è minimale che si faccia in un'occasione come questa, cioè ha fatto dei bandi integrativi per avere dei coadiuvanti che vanno ad integrazione delle attività che sono previste in capo alle istituzioni scolastiche. Con diverse mamme, diverse figure professionali, abbiamo chiesto anche all'ex sindaco di aiutarci a sollevare questa problematica così fondamentale come il servizio ASACOM e il servizio igienico per gli alunni con disabilità. Diciamo che questa riunione è stata molto proficua e che
ringraziamo per l'interessamento e ci auguriamo che questo incontro insomma sia risolutivo e che possa portare a raggiungere l'obiettivo che noi genitori ci siamo prefissi, cioè quello di assicurare sia l'assistenza igienica ai bambini e soprattutto, diciamo alla stessa stregua, l'assistenza dell'ASACOM, così fondamentale nel percorso scolastico dei nostri ragazzi.